Allora, primo giorno di scuola, qui abbiamo la dirigente, buona persona, e complimenti perché anche quest'anno avete veramente stupito, perché l'anno scorso c'è stato il primo dell'anno con i supereroi, con quella con le bolle, una cosa veramente bella, veramente, e quest'anno una cosa ancora più bella, ancora più diversa dal solito, anche con un messaggio forte ai bambini, complimenti, quindi vi scervellate per fare veramente partire l'anno scolastico con... Diciamo che la nostra è la scuola infinita, non si ferma mai, pensiamo sempre e lavoriamo sempre, anche quando c'è la sospensione delle attività, diciamo così, proprio di insegnamento vere e proprie, però siamo qua per i bambini. Quest'anno il messaggio è fondamentale perché hanno potuto ammirare tra l'altro degli animali meravigliosi che non è facile insomma vedere o conoscere. Durante l'anno approfondiranno questa conoscenza, sono tutte competenze poi queste che i nostri bambini acquisiranno e il messaggio è fondamentale. L'anno scorso abbiamo avuto bisogno dei supereroi perché uscivamo da quell'orrore del Covid e quindi c'era proprio bisogno di avere un aiuto extra. Quest'anno abbiamo bisogno di tanto impegno e quindi sarà un anno impegnativo dove i bambini dovranno imparare a impegnarsi perché poi è la soddisfazione del risultato che si raggiunge con le proprie forze, questo è fondamentale. Qua io direi di una parola anche verso i nostri amici, sempre anche loro in prima fila. Allora, buongiorno a tutti, anche quest'anno alla preside via buona persona, siamo qua che collaboriamo assieme, speriamo che quest'anno sia ancora meglio dell'anno scorso, che siamo stati molto entusiasmi di come siamo stati accolti e come lavoriamo assieme. E speriamo bene, auguri a tutti e buona scuola a tutti. Grazie, è bello che persone come voi si mettano volontari a aiutare perché c'è bisogno. La collaborazione anche con i bambini, sono degli adulti di riferimento, si sa che si può fare insieme con l'impegno, perché è impegno anche per loro. Una parola anche qui con questo bellissimo banco di... Lo merita. Spiega tu Guido. Grazie, Arrivederci. Questi sono gli ortaggi, tutta la verdura che raccogliamo nel nostro orto didattica che viene lavorato assieme ai bambini delle scuole grazie alla nostra presidente Michela Brombo. Mi sembra di conoscerla. Forse la conoscerà, le rappresenterò, che ci aiuta molto nelle nostre robe, e anche al nostro Francisco che ci dà sempre dei buoni consigli. Grazie a tutti, speriamo che sia un anno migliore di quello trascorso. Grazie Guido, buona giornata. Ciao, ancora questo Guido. Paolo, dottor Paolo sono Penso. anziano. Marco Spinadin, presidente del FLAG, conferma l'attenzione per il progetto iniziato dai precedenti presidenti per il sostegno al corso di pesca commerciale presso la scuola di Porto Tolle, un'iniziativa didattica al cui interno dei corsi dell'Ipsia si formano i giovani alla pesca professionale, ribadendo la massima e completa disponibilità. Ci sono stati più incontri sia con la dirigenza che con la parte più istituzionale, i sindaci che formano il FLAG, malgrado tutte le non poche difficoltà tra cui la pandemia e le Haddad che hanno rallentato le attività per lo meno di un paio d'anni. Il prossimo anno ci saranno i primi maturandi della scuola di Porto Tolle e per Spinadin è quindi un motivo di orgoglio essere stati tra i primi a credere nel progetto. Tuttavia ci sono delle perplessità legate al fatto, di cui si deve avere ancora una conferma ufficiale, del trasferimento della scuola da Porto Tolle ad Adria, comune che non fa parte del GAC. Quindi conferma in pieno per la quarta e la quinta di Porto Tolle, mentre per la prima di Adria ci sarebbero dei problemi di competenza territoriale.
piacere ritornare oggi alla 44esima edizione di Riviera Fiorita, un evento simbolo di questo territorio che ho avuto anche l'onore di farne parte anche come organizzatrice quando sono stata assessore della provincia e di cui tengo un grandissimo ricordo. Direi un patrimonio della Riviera, una rievocazione che raccoglie tantissimi figuranti assieme al corteo storico. Evidentemente la pandemia sicuramente, come per tutte le iniziative, ha creato delle difficoltà sia nella ripartenza, e per questo io veramente voglio ringraziare oggi tutti i volontari, tutte le persone, tutti gli enti che si sono adoperati per far sì che questo evento rimanga in vita e soprattutto che da oggi ci sia una vera ripartenza. Lo voglio ricordare perché con questo evento è stato promosso per attrarre i turisti, per cui da questo evento ci sono state anche ricadute importanti per il territorio. Non dobbiamo assolutamente perderlo, per cui anche un invito che io voglio fare a tutta la Riviera, a tutte le associazioni, a tutti i cittadini, di dare anche il loro piccolo contributo nel partecipare per tenere in vita questa iniziativa che a mio avviso è veramente un simbolo che mi ha fatto innamorare della Riviera. Se vuoi essere raggiunto dalle nostre news, seguici su WhatsApp, aggiungi in rubrica il numero 329 695 7138 e chiedi di restare informato, oppure su Telegram cerca Azzurra Network News. Non è stato un bell'inizio di settimana per le persone coinvolte in un incidente stradale in Viale Mediterraneo poco dopo la rotonda dell'ospedale. L'autista di un furgoncino che procedeva verso est si è accorto all'ultimo momento di una signora che stava attraversando sulle strisce pedonali. Purtroppo in quel momento, erano le 7:30 circa, l'angolo dei raggi del sole impediva praticamente la visuale. Fortunatamente il mezzo non andava veloce, comunque l'autista ha frenato, ma l'urto è stato inevitabile. Sono subito accorsi i familiari della signora e l'ambulanza che l'ha velocemente soccorsa. Al momento non conosciamo le condizioni della signora investita, ma non dovrebbe essere nulla di grave. È assolutamente importante, quando si guida, che sia un'auto, una moto, una bici elettrica, di andare ad una velocità che, oltre a rispettare i limiti, sia adeguata alla situazione del posto e del traffico. Daniele Stecco, capogruppo del Movimento 5 Stelle, sostiene che l'amministrazione ha deciso di adeguare alcune tariffe come era stato annunciato in fase di approvazione del documento unico di programmazione e di bilancio. Si tratta delle tariffe inerenti alla mensa scolastica, aumentate di €1 a pasto, e altri servizi alla persona. Non solo quindi la mensa parte in ritardo, afferma Stecco, nonostante la pausa estiva durante la quale ci si sarebbe potuti organizzare, ma aumentando la tariffa pesantemente, circa €200 all'anno per figlio, un aumento che secondo il consigliere non tutte le famiglie riusciranno a sostenere. È vergognoso un aumento tale in un momento economico così difficile, fatto di forti aumenti per le bollette, rincari per la benzina, aumenti per la spesa alimentare, per non parlare dei libri e materiale scolastico. Mentre gli stipendi restano fissi e le famiglie devono fare i salti mortali per far quadrare il proprio bilancio familiare, continua Stecco, sottolineando la scarsa sensibilità dell'amministrazione nei confronti di questi problemi attuali, esortando il sindaco a fare meno selfie e a utilizzare €2.400.000 di avanzo disponibile prima che la situazione degeneri.